Però la prima volta in Sardegna abbiamo tenuto questa idea di unire tutte queste arti per dare un segnale positivo dell'esistenza di questa cultura che secondo noi se non pare che non è stata in considero di come deve essere denta. A Publio se entusiasmo, essa passione che questa organizzazione ponendo in questa manifestazione. E quindi da subito ho sposato questa idea, questa iniziativa di fare questo attovio importante di artisti in provenienza di ogni luogo della Sardegna. Una vita come questa nostra, che è una vita di 2500 abitanti, è certamente un sforzo umano, però un onore umano per te bio, che penso che questa cosa debba essere evidenziata in maniera chiara, che gli organizzatori in questa cosa due denti, benta gratis, anzi non scetti a gratis, si funti pagando può già essere la possibilità di tornare a scoprire un atti esatti, meglio che caratterizzano questa cultura della Sardegna. ISRE è presente di buon grado, appoggia questa importante iniziativa, è un percorso che abbiamo iniziato con Campos, lavoriamo alla tutela e anche allo sviluppo delle nostre tradizioni popolari, locali, nel mondo della cultura. Lo facciamo non solo perché è la missione dell'istituto, ma perché riteniamo che con la cultura si possa costruire una comunità, quella sarda, che è caratterizzata maggiormente da benessere sociale, dalla possibilità di scambio e di approfondimento. Quindi una 2 giorni importante, spero che non sia l'unica, in un momento in cui abbiamo difficoltà a mantenere intatte le nostre tradizioni perché tutto cambia. Investiamo anche delle risorse perché dobbiamo anche precisare che la cultura si fa con i soldi, quindi in maniera concreta. E quindi l'auspicio è che la collaborazione sia duratura nel tempo e sicuramente l'ISRE farà la sua parte. Noi si de Campos unimos in un coordinamento gente che viene da tutta la Sardegna, gente che fa da tutto il dialetto della lingua sarda. E uno dei problemi che abbiamo stento, come in tutto in Sardegna, quando si deve fare comunicazione pubblica e massimo poi scritto, ficus da gale sardo in pittare. E abbiamo ragionato in questa maniera. In tutto su ghinammus e faidammus, arreionammus e cantammus, donzune tratta su su. Quando dobbiamo scrivere, abbiamo severato di tenere una maniera unica di scrivere, che è scusso di tenere un sistema ortografico comune a tutto il sardo e di lasciare libertà lessicale totale e finza namus de declinazione sia da la coniugazione verbale sia per la declinazione abbiamo lasciato libertà a tutto canto in modo di non bere che una parte si può intendere badare una discussione su questo che è discriminato, invece noi abbiamo dimostrato che si può fare, stiamo andando travagliando in questa direzione e su nostro non è una soluzione, è un'idea da sagale cominciare, è come una proposta di un fraico, di un sistema unico in Sardegna, bazzente in mezzo a noi che si occupa di lingua, banda di me personalmente, ma abbiamo dato un montone vinza di questa zona dei Noga, di Castello, e siamo stati impegnati sparisi per cercare soluzioni che non sponzano a comune e che non spartano in diverse direzioni. Campos tiene di, contrariamente a quanto si può ripensare, un grande numero di giovani iscritti. È vero che è difficile agattare in certe zone della Sardegna l'attrazione dei giovani poi artisi, però si dice che attendi che l'arti sarda, di questa musicale si manoscetti, è sempre moderna, è sempre giovane.
Noi otteniamo finza si iscritti che si nantas i sos giovanos des artisi, dove si può esibire finza sul suo canale YouTube Cosa Nostra, e in tutti i artisi doiato un ricambio comunque generazionale. C'è sempre s'attrattiva dei giovanos, poi questa tradizione orale è una cosa che anda sempre con tempus, è una cosa che si evolve di sempre a intro di questa tradizione. Punti picciocus vinzas che tenen una certa esperienza, ma vinzas piccioccheddus asuta de 18 anni che va in parte appunto de questa categoria giovanus dei artisi. E sa difficoltà dipende di mera di come si traballa a livello di politica culturale e a livello di promozione in mesa socios. In ognuna dei gustas artisi doia di mera socios che anche sempre traballava questa promozione ben giovanus e avello su traballo pagata. Ma noi non aspettiamo che vi sia un momento in cui i sardi tornano a tenere considero a cose di importo umano in tempo moderno. La cosa importa umano in testa è che tutta questa musica tenete in palasa zomine sardo, tenete in palasa valores di sostanza umana, guardando di rispetto, guardando di conoscenze. Noi teniamo questo patrimonio umano, abbadiando a palasa, che è stato gente che l'ha fatto umana. Cioè noi in questa prospettiva noi tutte queste arti di questa mannaria manna, questa maniera di vivere, di stare in Sardegna, del babbo nostro, che come noi siamo scontipizzando. E che tipo di considerazione li diamo di oggi a questa cosa? Noi questa presentazione, stiamo seguendo questa presentazione manna su Deghe 8 e su Deghe 9 di questo mese di lampada in sola russa. Quando vado a tenere 2 dies di evento, vanno a essere tutti sono rappresentanti di tutte le arti, vado a tenere centinaia di artisti, tra poetas, sonadores, cantores, a andare sul gruppo del ballo sono invitato da tutta la Sardegna, vado a tenere conferenze che riguardano tutte queste arti, vado a tenere laboratori de sas scolas, de tutto, insomma, sono 2 dies prenas che rappresentano per noi la vera festa de sos sardos. Su Sozio Campos tenete un canale di informazione che è il moderno, come moderno che rimus essere noi. È un sito internet che abbiamo ammaniato in questo mese, su indirizzo internet è coordinamento-centrale campos.org che si può vedere in tuttue, è organizzato per far conoscere chi siamo come ente sozio, ma vinza le attività che stiamo facendo e in maniera particolare questa che de sabato e domenica in Sola Russa la corte dei artisi. Se dai no che io pure Bolnaro, venite, non borrate a pentire. Si chetta questo bando a tutta la popolazione. Su coordinamento Campos, vos invita a tutti a sa corte dessas artes, a ue a toppana, poetas, cantadores a chitarra, a concordo e a tenore, sonadores de sonette e de launeddas, balladores. Sa corte dessas artes est in sola russa, su Deghe 8 e su Deghe 9 de lampadas. Cánticos, sonos e mándigos o dessa terra nostra bosisettana, non manchedas.